se fate in vacanza, il torneo e la bacchetta magica. Oggi leggeremo gelati, che è molto giusto con questo caldo. Ok, sei pronto? Iniziamo. Era la fine di maggio, si cominciava a sentire il caldo dell'estate vicina. Gli gnomi decisero allora di andare a prendere un po' di quel ghiaccio che avevano sotterrato durante l'inverno. Era stato Zago, lo stregone dei loro antenati, che aveva suggerito come fare sotterrare il ghiaccio in inverno quando è abbondante e conservarlo per l'estate. Albicocca, la fata grassa, nel vedere tutto quel ghiaccio, pensò al gelato. Il gelato? Chiesero gli gnomi. Non sapete che cos'è il gelato? Chiese allora stupita Albicocca. Ma come si può pensare ad un'estate senza gelato? Nel grande bosco l'unico dolce conosciuto era il miele delle api. Non ce n'era molto e non era facile procurarselo perché le api ne erano gelosi custodi. Quindi, quando Albicocca parlò del gelato come del più buono fra i dolci, a tutti venne l'acquolina in bocca. Farina, latte, uova, zucchero in grande quantità, chiese Albicocca ai più volenterosi, e non dimenticate, avanti un altro, non dimenticate cioccolato e frutta di ogni genere. Zucchero, cioccolato, cosa sono? Chiedevano tutti. Ah già, dimenticavo che da voi non esistono. Portate allora miele e farina di castagne. Come non sanno cos'è il zucchero e il cioccolato? Devo avere da qualche parte una ricetta magica che fa al caso nostro, disse Albicocca, prendendo dalla tasca il libretto delle ricette. Poi tutti furono allontanati, perché Albicocca non voleva avere testimoni in cucina, gelosa come tutti i cuochi dei propri segreti. Chi aveva fiducia in Albicocca quel giorno saltò il pasto per prepararsi alla grande abbuffata, mentre i più sprovveduti rimpiansero di non aver la pancia completamente vuota quando, la sera, la grande cuoca presentò il suo capolavoro. Ma non c'era solo gelato, panna montata, torte alla crema, bignè, mandorlato, insomma una festa del palato. Mai a memoria di gnomo era capitata una cosa del genere. Guarda qui tutte le prelibatezze finché leggo. Nei giorni che seguirono, lo gnomo mago ogni tanto ripensava a quel momento e, togliendosi il cappello, lo guardava sospirando. Quanto gelato ha contenuto! Nessuno riuscì mai a capire come si fosse sparsa la notizia così lontano, ma certo qualcuno che viaggiava molto doveva aver parlato, perché all'inizio dell'estate seguente fu recapitato a Giaggiolo, lo gnomo mago, un messaggio dal nord. Noi, abitanti dei grandi ghiacci, chiediamo ai nostri fratelli dei paesi temperati di aiutarci a sfruttare l'unica grande ricchezza che abbiamo, il ghiaccio, per fare del gelato. Spiegateci come si fa. Restiamo in attesa di notizie con urgenza. Firmato il tricheco nero. Purtroppo lo gnomo mago non poté accontentare questi desideri, perché a quell'epoca Albicocca era già tornata nel paese delle fate e con lei il segreto del gelato. E ho voglia di gelato adesso.
fosse sollevato, ma Ortica sembra provare un piacere sottile nel far aumentare la curiosità. Lo specchio dorme e la sua magia è spenta. Quando si sveglierà ve lo dirò. Solo allora vedrete i suoi prodigi. E venne il giorno in cui la fata annunciò: lo specchio magico è pronto e ha deciso che raddoppierà tutto quello che gli si porterà davanti. Immediatamente fu festa grande. La prima fu la volpe che, ambiziosa, volle farsi una doppia coda. Poi fu la volta dell'orsetto che volle un fratello gemello con cui giocare. La tartaruga volle un altro monopattino e così via. L'unico che ci rimase male fu il topo d'acqua che, essendo rimasto a fissare a lungo lo specchio fatato, si ritrovò con doppi occhi e doppie orecchie. Ortica, dietro lo specchio, sorrideva malignamente. Andate, fatevi raddoppiare quello che volete, è tutto gratis, dovete solo ringraziarmi. Grazie, signora fata, ripetevano tutti, dopo aver ricevuto un dono così insperato. E la processione continuava finché cominciarono i guai. La donnola combinò una gran frittata perché aveva voluto mettere troppe uova nel suo cesto. Il castoro si accorse di non poter suonare più di una tromba per volta, quindi le altre erano inutili. Il topo nero cadde lungo, disteso, reso semicieco dalle 3 paia di occhiali che si era voluto mettere sul naso contemporaneamente. Evidentemente l'orsetto gemello che lo specchio aveva duplicato non aveva un carattere facile, perché poco dopo, per un po' di miele, i due se le davano già di santa ragione. I più ammaccati erano i bombi che, dopo aver ricevuto 4 ali in più, si accorsero che potevano sì essere più veloci, ma la fatica era tanta che non riuscivano a restare in aria. Tutto questo mentre Ortica continuava a fregarsi le mani. Avanti, avanti, ce n'è per tutti. La cazza, a cui piacevano molto i gioielli, non si stancava mai di rimirarsi. Mentre si guardava allo specchio, ebbe un'idea un po' stramba. Di gioielli ne ho abbastanza, e poi una collana doppia è una cosa molto volgare. Non mi sentirei di andare in giro troppo agghindata. Mi farò fare uno specchio doppio, così se ne rompo uno. Speriamo di no, però, perché rompere gli specchi porta male. Così dicendo arrivò davanti alla grande lastra magica e, prima che Ortica potesse fermarla, mise il suo specchio davanti all'altro. La fata non fece in tempo ad impedirlo e, con un gran fragore di vetri infranti, lo specchio magico si ruppe in 1000 pezzi. Specchio contro specchio era l'unica cosa che non si poteva fare. Uno dei due si sarebbe rotto e quello della fata, più grande ma più sottile, ebbe la peggio. Ma in fondo non fu un gran male, perché l'esperienza di raddoppiare dopo i primi entusiasmi stava provocando più guai che vantaggi. Pazienza, pensò Ortica, adesso che cominciavo a divertirmi, ma troverò presto un altro scherzo da fare. Oh, che sbadata! Ho rotto lo specchio magico, disse la gazza. Ultimo racconto di oggi, il concerto.
cose che non possiamo dirvi di noi. Lo gnomo mago però, di nascosto attraverso la sua sfera magica, si teneva in contatto col castello della grande fata e ogni tanto discorreva con lei. Appena seppe della faccenda, cominciò a pensare ad un regalo adatto. Gli sembrava di ricordare che doveva avere da qualche parte una sfera magica che si era guastata. Ci volle un bel po' di pazienza e anche un po' di fortuna, ma alla fine riuscì a rimetterla in funzione. Poi lucidò un vecchio cofanetto portagioielli e il regalo fu pronto. Fu Orchidea a ricevere l'incarico di consegnarlo. Salita sul suo tagliere volante, sfrecciò via silenziosa. Che bel regalo! Ma come sono stati gentili! Devi ringraziarli tutti, sia gli abitanti del bosco che gli gnomi. Sono proprio brave persone, specialmente il loro capo, quello gnomo mago. Giaggiolo si chiamava. Giaggiolo si chiama, vero? O Giaggiolo? Adesso mi viene il dubbio. Vabbè, forse era Giaggiolo. Vabbè. Sì, mia regina, rispose Orchidea, sono molto gentili e noi con loro stiamo trascorrendo una bellissima vacanza. È un mondo molto semplice, la loro vita è tranquilla, ma felice, e vogliono fare felice anche te. Tutti insieme stiamo preparando una sorpresa per la sera del tuo compleanno. A mezzanotte apri il cofanetto e ascolta. Non posso dirti altro. E salutata la regina con una gran riverenza, Orchidea si affrettò sulla via del ritorno per partecipare alle prove. Già, le prove, perché si trattava di un concerto con tanto di strumenti musicali di ogni genere. Giaggiolo si collega con la grande fata tipo su Skype, no? Invece loro hanno le sfere con Hangout. Un concerto con tanto di strumenti musicali di ogni genere e con tutti gli spettatori che all'inizio e alla fine avrebbero partecipato intonando un coro. -9, -8, tutti smisero di provare gli strumenti. -7, -6, -5, tutti trattenevano il fiato. -4, -3, -2, meno Orchidea alzò la bacchetta e 5 violini si unirono in un'unica nota melodica, iniziando il concerto. Gli spettatori più sensibili nell'ascoltare una musica così dolce si trovarono con gli occhi umidi finché il rimbombo dei tamburi, percossi da Barbarossa, non li fece sobbalzare. Orchidea puntava la sua bacchetta ora qua, ora là, e ogni volta uno strumento predominava sugli altri, sia pure nell'armonia dell'insieme. Che musica! Com'erano bravi! E poi, se qualcuno stonava nel coro, il suono degli strumenti copriva gli errori. È molto bene. La grande fata nel castello ascoltava rapita, guardando la sfera magica, finché si accorse che qualcosa offuscava l'immagine. Nel pulire il cristallo con la mano, si accorse che questa era umida. Possibile che mi sia caduta una lacrima? Si domandò. Ma io non posso piangere. Le fate non piangono. Poi dimenticò questi dubbi e, pur sapendo di non essere sentita, applaudì anche lei con entusiasmo alla fine del concerto e fece piovere con un ticchettio in crescendo su pubblico e musicisti caramelle
fiori, ciliegie, collanine, anelli, fischietti, matite, un po' di tutto e per tutti i gusti, insomma, un prodigio da grande fata. Quanti regali, pensa il ranocchio meravigliato. Eccolo qui il ranocchio. Anche le matite, a me mi sarebbe piaciuto anche le matite, infatti, che ha messo giù. Le 3 favole sono finite. La prossima volta ne leggeremo altre 3. Spicciamo i titoli, che dici? Allora, i prossimi racconti si intitolano Chi la fa l'aspetti, Uno spicchio di luna, questo non c'entra, la vendetta, la vendetta dell'anello, spero che questo video ti abbia fatto rilassare. Ciao creatura.